mi sembra di andare in guerra. Io non sto più andando al lavoro, la mia famiglia mi vede uscire, mia compagna non dorme più la notte perché è preoccupata, mia figlia è uguale. Abbiamo paura e non sappiamo come difenderci, cioè cosa succede qua? Così Luca Serpente dopo la doppia aggressione subita a Capodanno e la sera del 30 dicembre nel suo locale di Mestre, l'Amelia Romana, lungo via Giustizia tra la stazione dei treni via Milanese. Il 31 sera arriva qua alle 10:30 circa con un mattone gigantesco in mano, un foratino, che viene fermato da dei clienti e costretto a lasciare il mattone fuori perché stava entrando dentro col mattone. Te ne devi andare, te ne devi andare. Picchiato da uno sbandato di origine congolese, minacciato insieme ai clienti anche con questo mattone. Siamo stati abbandonati a noi stessi, non ci hanno detto niente, abbiamo chiesto alla ditta un incontro, ma ad oggi non abbiamo ricevuto niente, non si è fatto vedere nessuno. E adesso quando finisce tutto, il 30 di aprile, cosa farai? Cosa farò? Non si sa. E metto a piangere. E cosa faccio? 2 anni mi manca per andare in pensione. E qua sono 3 appalti sono entrati in questo fondo. Loro vengono e se ne vanno, ma noi restiamo sempre e lavoriamo. I lavoratori e le lavoratrici sciopereranno per chiedere quelle tutele salariali fino ad ora disattese in barba alle previste leggi di garanzia. Dalla nostra azienda ma anche da parte della DFS. Sottosegretario Stellari, a lei la parola. La ringrazio per la sua presenza. Una fila composta da decine di magistrati abbandona la sala della Corte d'Appello di Venezia non appena viene annunciato l'intervento del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Una protesta annunciata e silenziosa contro la riforma del governo Meloni che separa le carriere di magistrati requirenti e giudicanti, con conseguente spezzettamento in 2 del CSM, i cui componenti saranno scelti per sorteggio, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare dei magistrati attiva sia in primo che in secondo grado, senza possibilità di ricorso in Cassazione. Una riforma che modifica la Costituzione ed è accusata di indebolire la giustizia e togliere autonomia e indipendenza alla magistratura. Prendo atto di questa manifestazione a cui abbiamo assistito. Stavo facendo il mio lavoro appunto vicino al ponte dell'Accademia e ho adocchiato questi borsettatori che ormai conosco a memoria, che vicino al pontile del Vaporetto stavano puntando una signora che avrà avuto circa 75 anni, quindi indifesa. Da lì le ho seguiti un attimo con gli occhi e ho visto che appunto sono partiti con una carta di credito in mano. Da lì sono corso, come ha corso molto anche lui. Dopo circa 200 metri sono riuscito a fermarlo senza fare niente. Si è fermato lui da solo perché ha visto che appunto correvo più di lui. Mi ha consegnato quello che aveva preso, la carta di credito. I borseggiatori che imperversano a Venezia, ormai Riccardo Caenazzo, gondoliere e regatante, li riconosce a distanza e quando li vede in azione non esita a intervenire, proprio come ha fatto ieri mentre era sulla sua gondola. Una sentinella dei borseggi, anche perché il gondoliere conosce ogni angolo della città. C'è stata anche un'interpellanza fatta dalla Regione di mettere dei presidi sui pontili. Allora capisco la cartellonistica, ma ci sono dei pontili come Piazzale Roma, Ferrovia, Accademia, Fondamente 9, Calle Valaresso, che ci deve essere qualcuno a presidiare. Il
contrasto è stridente anche dal punto di vista musicale. Dentro l'auditorium di Santa Margherita, intitolato al filosofo Emanuele Severino, si celebra l'apertura del 157° anno accademico dell'Università di Ca' Foscari. Fuori, assieme a studenti e studentesse, ricercatori, dottorandi e varie figure precarie, manifestano contro quello che viene definito il disagio e l'incertezza lavorativa in cui sta sprofondando il mondo universitario. La richiesta molto semplice che abbiamo fatto è quella di esercitare maggiore trasparenza e di capire esattamente quali tagli sono stati decisi per Ca' Foscari, secondo quali criteri. Quando nave Vespucci entra in un porto non entra solo una nave, entra proprio l'Italia e quindi fa vedere quali sono la nostra caratteristica, le nostre tradizioni marinare e soprattutto porta con lei tutte le eccellenze italiane. È arrivata ieri sera al tramonto quasi a voler evitare la folla, ma comunque al suo passaggio davanti a San Marco tutta Venezia si è fermata per godere la magia e l'incanto dell'arrivo della nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci, il mitico veliero, tornato a casa dopo aver girato il mondo, e oggi l'abbraccio di tutti i veneziani in una mattinata intensa e carica di emozioni che vi abbiamo raccontato in diretta. Un'emozione fortissima. Abbiamo provata ieri pomeriggio al tramonto, arrivare in una cornice meravigliosa come quella di Venezia, una città storica. Io credo che la qualità politica di questa manifestazione abbia evidenziato che in Veneto urge un progetto di lungo raggio. Quella che si è elevata anche da Venezia è la richiesta di un cambio di passo deciso e immediato alle politiche sanitarie di questa nazione e di questa regione. Un settore, quello della sanità, troppo a lungo trascurato, sostengono i manifestanti, mentre l'emergenza cresceva fino a portare i problemi e la mancanza di servizi ad un punto di insostenibilità per i cittadini. Purtroppo le cose non vanno bene, anzi assistiamo a continui tagli, a continue difficoltà rispetto al personale che è molto carente, che è messo in difficoltà nei turni, nei carichi di lavoro. Una cinquantina di imbarcazioni presenti, circa 300 volatori e remi, tutte le società remiere veneziane ben rappresentate. È stata una partecipazione commovente, ha commentato Luca Tiozzo, portavoce degli amici di Alberto Trentini. La richiesta pacifica, ma determinata e ferma, di poter al più presto riabbracciare l'amico e il cooperante italiano originario del Lido di Venezia, che si trova in carcere senza motivo, ingiustamente arrestato in Venezuela, dove era arrivato per portare aiuti ai disabili, che altrimenti non si possono permettere le cure sanitarie perché troppo costose, è arrivata forte e chiara. Dal Ponte della Costituzione, fondamenta di Santa Chiara, il corteo di barche ha attraversato il Canal Grande a Venezia fino davanti alla Basilica della Salute, con alzaremi, delle remiere e lettura di alcune testimonianze. Erano presenti alla Salute anche la mamma di Alberto, Armanda Corusso, con l'attrice Ottavia Piccolo. Alberto deve tornare a casa, sono 177 giorni che la famiglia non ha notizie, che forse Alberto non sa nemmeno perché è stato imprigionato. Due colpi con l'ancora e il vetro va in frantumi. Il video ha fatto il giro dei cellulari di tutta Venezia. Siamo alle fondamenta 9. La discussione tra il conduttore di un barchino e un mezzo di Alilaguna, iniziata dalle parti della Certosa, degenera fino a quell'atto conclusivo, sintetizzato giuridicamente come danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, nella denuncia che i carabinieri del nucleo natanti del Comando Provinciale di Venezia hanno formalizzato al 29enne. La discussione sarebbe stata causata dal moto ondoso provocato dal mezzo Alilaguna e pare anche da una mancata precedenza. Il momento più caldo della 3 giorni di contestazioni al matrimonio faraonico di Jeff Bezos a Venezia sarà probabilmente, se il programma di festeggiamenti resta quello, il 28 giugno alla Misericordia. Stretto tra 3 rii non particolarmente larghi e giudicato il luogo logisticamente più efficace per una manifestazione di dissenso. A Rialto centinaia di persone hanno partecipato ad un'assemblea pubblica sul tema.
Quello che vogliamo fare è effettivamente bloccare, impedire l'accesso a Bezos alla Chiesa della Misericordia, dove andrà l'ultimo giorno del suo matrimonio, perché non possiamo accettare che l'intera città venga completamente svenduta e privatizzata. Se con l'esposizione dello striscione dal campanile di San Giorgio, proprio di fronte a Piazza San Marco, il comitato No Space for Bezos ha centrato un atto mediatico in grado di fare il giro del mondo, ora lo scopo è comunicare i motivi di una protesta che non è contro uno dei tanti matrimoni che si celebrano a Venezia. È passato un giorno, ma San Donà di Piave è ancora sotto shock. 2 botti, quindi un'esplosione piuttosto forte, hanno squarciato il silenzio di domenica notte in via Ancillotto e le fiamme hanno avvolto il locale con distributori automatici di bevande, distruggendolo completamente. Sul fatto doloso, chi sta qui generalmente ha pochi dubbi. Si parla di filmati in cui si vedrebbe il passaggio di 1, forse 2 giovani, di bombe Molotov, di un raid velocissimo seguito da una fuga in moto. Erano le 4 di notte nel centro di San Donà di Piave, a 2 passi dal Duomo, a 4 dal municipio. Io ho chiuso 4:10 questo negozio. Sì. Dopo sono andato a casa, qua vicino a mia casa, e dopo 10 minuti ho sentito qua fuori un po' rumore, così qualcuno. E dopo io ho visto sui balconi che è acceso fuoco, è vicino anche al mio negozio. Il rivenditore di kebab non ha subito danni ed oggi è aperto accanto al disastro avvenuto domenica notte. L'area rimane transennata, sottoposta a sequestro penale. Una voce io ho sentito forte, poi io esco fuori e ho visto tutta gente sotto gli alberi. Poi ho visto tanto male gente, 6-7 donne, anche 3-4 bambini. Era qualche donna molto male. Parte della grande mole del vecchio leccio crollato tra Piazzale Roma e Rio Novo, travolgendo una quindicina di persone, ha colpito anche questo chiosco. Precipitandosi subito fuori, il gestore è stato tra coloro che hanno cercato di portare i primi soccorsi ai feriti. Tanti sangue, qualcosa, io ho iniziato acqua, salviette, gente ha aiutato, che ho visto, dopo è arrivato la polizia, l'ambulance dopo. Però una cosa era, io ho mai visto in mia vita. Non solo una doppia rissa di particolare brutalità tra Piazza Miramare e Via del Mare, ma anche l'esplosione di 3 colpi con una pistola scacciacani. Una notte di violenza che per Caorle rappresenta un piccolo shock che stride profondamente con lo scenario pacifico che si respira in una località balneare frequentata per la maggior parte da famiglie. L'arrivo dei carabinieri ha portato all'identificazione di oltre una decina di persone coinvolte nella maxi rissa, che segue di pochissimo tempo un altro episodio di violenza in Viale Santa Margherita, ripreso in un video diventato in poco tempo virale. È stato un risveglio drammatico per Mestre e dintorni dopo la pioggia incessante che in poco tempo ha allagato strade, marciapiedi, garage scantinati. Bissuola, Carpenedo, Zellarino, Marghera, Corso del Popolo completamente allagato. Anche in via Bosso, a Mestre, l'acqua ha invaso le zone più basse. Per fortuna siamo riusciti a tirar fuori le macchine, le moto, tutte le cose veramente importanti, perché l'acqua continuava a salire. Siamo usciti, quando sono uscito per portare fuori la moto, ho visto che il piazzale del parcheggio proprio vicino a casa mia era strapieno d'acqua, sopra i marciapiedi, e nella discesa per scendere ai nostri garage scendeva una cascata, sembrava una cascata d'acqua e continuava a premere, spingeva nei nostri garage. E caccia l'aggressore che col volto travisato da un casco la scorsa notte verso le 23 a Sottomarina con una violenza inaudita ha sferrato almeno 12 fendenti al volto, al collo e al capo ad una turista tedesca di 30 anni di origine polacca che era a spasso col suo cagnolino lungo viale Vittor Pisani all'angolo con via Vespucci. A salvare la donna un primo testimone chiave, questo cittadino marocchino che nel vederla in pericolo di vita le è corso incontro insieme alla cugina, mettendo in fuga l'aggressore. Vado lui e visto lui vado un coltello. Hai visto l'aggressore col coltello? Quanto grande era questo coltello? Non sono così. Sei sicuro? Hai visto io, non è io, hai visto il coltello.
nazione si è svegliata così. «245 mm di pioggia che si è abbattuta sulla località dalle 2 alle 7. Strade scantinati, garage, negozi allagati. 60 centimetri d'acqua, abbiamo raggiunto il livello, come si vede dai muri, che sono anche scoppiati, e poi abbiamo chiamato d'urgenza i vigili del fuoco che sono intervenuti nell'immediato e hanno attivato le pompe loro sommerse, anche se noi abbiamo 3 pompe sommerse giorno e notte in funzione e 2 in aggiunta di proprietà. Quindi 5 pompe sommerse più quelle dei vigili del fuoco sono riusciti ad abbassare il livello dell'acqua, però i danni sono ingenti. Protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale al lavoro per ore tra Viale delle Costellazioni, Corso Europa, via Orsa Maggiore e le laterali. A distanza di ore la situazione qui in una laterale di Piazzale Zenit è ancora così. Più si va avanti, come potete vedere, più si alza il livello dell'acqua. Sono le 15:15 quando in un bacino di San Marco, attraversato da un intenso traffico acqueo, avviene lo scontro tra un vaporetto ACTV e un taxi. Fortunatamente, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito. Il pilota del taxi non ha avuto bisogno di cure sanitarie, né alcuna persona a bordo del vaporetto è rimasta coinvolta o ferita. Le conseguenze pesanti sono state soprattutto per il motoscafo. Con l'ausilio di una gru, i vigili del fuoco hanno provveduto a mantenere in galleggiamento l'imbarcazione danneggiata, che successivamente è stata issata fuori dall'acqua per scongiurarne l'affondamento. Ennesimo incidente nautico a San Zaccaria tra un vaporetto e un motoscafo. Fortunatamente nessun ferito. Questo però richiama nuovamente l'attenzione sulla sicurezza alla navigazione e sul traffico acqueo. Oltre 25.000 persone hanno bloccato il Ponte della Libertà a sostegno del popolo palestinese. I 2 cortei, uno partito dalla stazione di Mestre verso le 9:30 con circa 20.000 manifestanti, l'altro da Campo Santa Margherita a Venezia, si sono uniti a metà del ponte, chiuso al traffico a partire dalle 10. Una giornata definita storica per la città. Credo che sia una giornata storica perché credo che nessuno, a prescindere dall'età, abbia mai visto niente di simile a vedere 2 cortei che partono dalla terraferma e dalla città d'acqua, incontrarsi sul ponte, riempirlo completamente. Chi ha le immagini dall'alto ci dice che è qualcosa di veramente incredibile. Lascia senza parole e credo che fosse il minimo che potevamo fare, il miglior contributo che potevamo dare per dimostrare la nostra totale opposizione a un genocidio, al genocidio in corso in Palestina. Un mese fa circa è caduta la grata qui a fianco da dove partiamo con le gondole ed è stata una fortuna che non sia caduta addosso ai clienti. È successo circa un mese fa, ma solo adesso il video è iniziato a girare attraverso i social per i cellulari dei veneziani. La scritta in portoghese che lo accompagna parla di un grande spavento e ciò che il cellulare del turista catturato nel filmato testimonia l'incidente, fortunatamente senza conseguenze, avvenuto in gondola. Lei, il collega, ha avuto modo di sentirlo? Cosa aveva raccontato? E come sta? Poi non ha avuto... Era un po', tra virgolette, scioccato, ma niente di che. Ferruccio della Pietà è un gondoliere sommozzatore volontario. Recentemente le cronache hanno dovuto raccontare diversi casi di gondolieri e passeggeri finiti in acqua per svariati motivi. Campo San Fantin è gremito di persone, non si tratta solamente di abbonati alla Fenice, sono anche i musicisti di numerose fondazioni di teatri lirici d'Italia. È un ennesimo capitolo, forse quello più forte che abbiamo visto fino ad ora, della protesta che è stata messa in atto dai musicisti della Fenice sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. Ma io credo che con la Bianchi, che ha fatto una nomina senza passare per il gradimento dell'orchestra, per
un percorso di avvicinamento, ha creato un pasticcio e quindi adesso dovrebbe risolverlo. Secondo me ritirando la nomina perché non è più nelle condizioni nemmeno di poter svolgere il suo ruolo. Noi siamo disposti a trovare una soluzione con un percorso di avvicinamento che però deve prevedere poi a conclusione un momento di confronto e di giudizio nei confronti della signora. Possiamo scambiare una parola? Non sono la portavoce di questa azione. Era giusto sulla tua presenza a Venezia e cosa pensi della manifestazione? Preferisco comunque lasciare la parola ai portavoce. Ha preferito lasciare la parola ad altri, ma a Venezia c'era anche Greta Thunberg, l'attivista svedese che nel 2018 fondò il movimento internazionale per la giustizia climatica Fridays for Future, all'azione di protesta condotta in Canal Grande da Extinction Rebellion. Con un'azione fulminea del movimento ecologista per protestare contro il cambiamento climatico, le acque del Canal Grande si sono tinte improvvisamente di verde fluorescente allo slogan di fermare l'ecocidio. La fluorescina, il materiale che abbiamo messo all'interno del Canal Grande, è un materiale assolutamente innocuo che viene utilizzato dagli speleologi per trovare le falde acquifere. Aiuto! 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 C'è una persona in acqua, papà. Ecco il video che documenta quei drammatici e concitati momenti in cui un gesto di straordinaria generosità ha evitato una tragedia oramai in atto. Poco dopo la mezzanotte in Rio Sant'Alvise a Venezia, un uomo di 50 anni finito in acqua grida disperatamente aiuto. Aiuto! 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 Le sue urla richiamano immediatamente Stefano e Sara Bonassi, padre e figlia. Abitano proprio di fronte a quell'uomo che sta annegando davanti ai loro occhi. Noi siamo usciti e tempestivamente ci siamo messi pronti a montare sopra l'imbarcazione e quindi abbiamo cercato di soccorrere l'uomo tirandolo su con l'aiuto anche di una terza persona. Lo scontro della barca con la base del ponte di Rialto è violentissimo, ma ancora più violento era stato poco prima l'impatto con la balaustra che si trova ai piedi di uno dei monumenti più importanti di Venezia. Una balaustra in marmo accanto al fondaco dei tedeschi, di cui ora restano soltanto le macerie. Sono passate da poco le 11 quando una giovane, si saprà poi una ventenne che vive di espedienti nell'entroterra veneziano, si mette alla guida di un mototopo, l'equivalente a Venezia del furgone da trasporto in terraferma. Come e dove volesse andare rubando la barca non si sa. I danni che ha provocato la sua imperizia al timone sono invece enormi. Per Giovanni Giusto, consigliere comunale ed esperto di Venezia, ma anche marmista restauratore, una ferita all'anima della città. Il dispiacere è enorme, ma almeno le parti in cui ero intervenuto 8 anni fa, perché l'ho restaurata, nel 2008 l'ho restaurata, se non sbaglio, va bene, hanno tenuto. In base all'accordo con i pubblici ministeri abbiamo patteggiato in continuazione e quindi la pena finale è di 4 anni e mesi e 8. Con il patteggiamento l'ex assessore del comune di Venezia Renato Boraso esce dal processo palude. In una prima fase aveva già patteggiato in via definitiva una pena a 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre 400.000 euro di multa per 12 episodi di corruzione, per i quali nel luglio 2024 era stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi tramutata negli arresti domiciliari. Un accordo del pubblico ministero è stata una decisione che il mio assistito ha ritenuto di prendere, quella di chiudere questa vicenda, quindi abbiamo preso